loro ritengono cominceranno ad accendere. Un rito di cui si fanno carico i giovani del paese, sono loro, i giovani non sono giovanissimi. No, vi mettete qui. Sta registrando. No. Diciamo che da Ben una decina le fraccheras di quest'anno, quindi tanto entusiasmo, tanto interesse. Si distribuiranno in diversi percorsi per poi tornare continuamente qui in piazza, e quindi avremo modo insomma di vederli più volte fino a che non saranno sufficientemente consumate e sfraccheras, e a quel punto alimenteranno il fuoco della piazza. Chiederemo poi ad Alex, dopo che avrà esercitato il suo ruolo con Savracchera, di riprendere l'organetto per suonare, perché poi dopo intorno al fuoco almeno un ballo dovremo riproporlo, perché poi sarà il tempo della degustazione. È grillo quello. È grillo. Grillo. Io sempre sono non c'è sempre. Ha detto bene. Sì, sì. Io li conosco tutti, tranne quello là, non lo vedo più. Vai. Credo che tutto sia pronto, stanno dando le ultime disposizioni. Tante sono le espressioni popolari dedicate alla festa delle anime, e questa è una delle più importanti. Ecco, si accende e parte il rito di Sfraccheras. Ci sembra di tornare indietro nel tempo, una occasione di memoria lontana che questa comunità ha conservato, e adesso il fuoco prende vita e i giovani coraggiosi andranno a correre con le fiamme, le porteranno la luce delle fiaccole, delle gigantesche fiaccole nei luoghi del paese. Prima si gira intorno al falò, piano, un incedere lento, e ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa dove potrà correre, ognuno sa dove accompagnare le anime. Ed eccoli, è cominciato il rito della corsa, il rito del fuoco in movimento. Io vorrei. 1, 2. Eccoli ancora, Io sento sempre uno dietro l'altro, sentono ce l'ha di fianco. e lasciano tutta questa scia di scintille che illuminerà il loro cammino, e soprattutto per quanto riguarda la festa di novembre del 2 saranno appunto le anime, come vuole la tradizione, a seguire queste scie di luce. Torneranno più volte, quindi mantenete la posizione, lasciate libero lo spazio fino a che non si concluderanno alcuni passaggi, e poi naturalmente, come detto, tutto intorno al fuoco ci sarà ancora una occasione di festa e di balli. Ce
Sono due gruppi. Ne arriva uno, quando parte uno arriva l'altro. Ciao ciao agli altri. No, adesso arriva il secondo gruppo che posso dire col galvano. No, è vero, non dite che devo E noi? noi siamo in 5, no. Non ce li devono accendere, ma non ora, dopo che siamo là. Ce l'accendi da ce li devo girare. Appunto, se dovrò, ce l'accendono dopo, quando siamo da fuoco. Ce li accendono e poi... Valentina, Ti ho parlato con Ottavio. Io non mi faccio. Ma non c'ho noi? Vieni per veloce. Spostati! Io sì, gli altri. Io sì, Ricky, io sì. Se no io vedi che troppo corta, allora si Mura, ma dobbiamo correre almeno. Ricky, accidenti a te! Devo muovere una papina. 2. tipo solo 5. Vale, questa la telecamera che mi sta dando. Ma ce l'ho per noi. Prima come si sì, ho detto io posso io andiamo. Cosa? Oh, dove dobbiamo andare? No. Quella è la tua, questa è quella di no, aspetta. Francesco! Ma dobbiamo finito, ma non manca iniziare. Piero, stai fermo! Se tu invece vinceranno il tuo piano, cosa? Qual è la Stai fermo, Piero! Adesso le mettere a fuoco! Senti qual è quella, dai! Quella è quella.
piano che c'è Guarda, ce lo guardiamo. Vieni qua. Il rituale dei Sfracheras con questo grande falò praticamente ha preso vita, ma adesso i più piccoli, i giovani, i bambini che cominciano come sempre a emulare e imitare gli adulti, anche loro proveranno insomma ad effettuare il loro primo rito con gli Sfracheras, e quindi non appena saranno conclusi i festeggiamenti degli adulti felici insomma di aver portato a termine il loro compito, i più piccoli proveranno anche loro ad effettuare il loro primo rito. Bambini, spostatevi. Nulla. Sì, sì. Che schifo, quando la benefiamo! Ma io sono È spenta. che schifo! Allontana la tesina di Dai, Rick. si brucia subito!
Piano, qui c'è i microfoni, piano, piano, piano. Non è giusto che ce l'hai prendere la mia. Ed ora per concludere, insomma, saranno i più piccoli, i giovanissimi, insomma, i bambini di Gadoni a provare questa esperienza, gireranno intorno al fuoco, ma anche per loro sarà un vero rituale, quindi vediamolo insieme, adesso si preparano. E poi intorno al fuoco naturalmente il ballo con la musica dell'organetto, Alex e altri amici. Poi io ho un po' spostato un po' così per vedere quando ha fatto. Lo zoom è a 0, sì. Cazzo, ho messo la piena accesa. E andrà bene. Letto, accendila e basta. Ne manca anche una. Perché se si blocca questa cosa mi tocca.